Sarebbe calcolata a non più del 70% l'adesione allo sciopero dei medici di famiglia a Padova. 2 giorni di stop, ambulatori chiusi e inevitabili disagi per i pazienti. Intanto la Regione ha dovuto far fronte all'emergenza potenziando il personale dei pronto soccorso. È d'accordo lei? No, assolutamente no, però c'è libertà di fare quello che vogliono. Però così a rimetterci sono i pazienti? Certamente. Una chiusura degli ambulatori difficile da accettare per i cittadini che incolpevoli subiscono i disagi maggiori. Non sono d'accordo. Perché? Perché se qualcuno sta poco bene ha il diritto di essere controllato. No. Tanti problemi con il medico di base che non ha idea. Poi a rimetterci ci sono i pazienti in questo caso. Ovviamente. In questi giorni si verificano anche le prime influenze stagionali e così i cittadini percepiscono l'essere dirottati al pronto soccorso come un disagio insopportabile. 5 ore e 6 ore aspettare anche uno se ha tanto bisogno. Ma può darsi che il pronto soccorso ci sia 2000 persone da aspettare, capisce? Quindi è una cosa che non sono d'accordo. Lo sciopero potrebbe proseguire dopo questi 2 giorni con 3 giorni alla settimana di serrata dal 13 dicembre e ben 5 alla settimana dal 10 gennaio. In questo caso sì, sono i pazienti a rimetterci. Come potete immaginare avrebbe un impatto notevole sulle famiglie. Vediamo però come replicano i medici di famiglia, perché ovviamente in queste ore hanno attirato su di sé molte critiche. Ecco le parole di Brunello Gorini, presidente provinciale della FIMG di Treviso. Abbiamo fatto un calendario abbastanza fitto di scioperi, di chiusura dello studio, però è un calendario che abbiamo annunciato ad aprile, per cui il tavolo di confronto con la Regione ci aspettavamo che non ci arrivasse all'ultimo minuto, ma che dico almeno a maggio si poteva incominciare a parlarne. I medici non stanno chiedendo un centesimo in più, soprattutto in questo momento non avrebbe proprio senso, non stanno chiedendo un centesimo in più per il loro stipendio, stanno soltanto chiedendo di salvaguardare il sistema sanitario regionale. Mi fa piacere se un cittadino si arrabbia, mi dice e mi dà la possibilità di spiegargli effettivamente come stanno le cose, perché non investire nella formazione vuol dire avere tra qualche anno dei medici non preparati. E questi medici non preparati saranno quelli che cureranno i cittadini. Quindi il momento che io sciopero per avere la formazione, sto scioperando per la sanità di questo cittadino.